chi mugugna e chi rimane fuori certamente recrimina. Penso che queste liste siano state fatte dopo aver consultato i segretari provinciali, aver dato dei giudizi e delle indicazioni, e naturalmente la parola finale e gli ultimi ritocchi li ha fatti un certo Matteo Salvini. Il segretario veneto della Lega smorza sul nascere qualsiasi polemica sulle liste ed è soddisfatto delle candidature. Alla Camera dei Deputati il leghista è la candidata del centrodestra nell'uninominale per Padova e Cintura, Arianna Lazzarini, sindaco di Pozzonuovo. Al plurinominale, anche per Vigonza e Alta Padovana e Abano e Bassa, ci sono il presidente regionale del partito Massimo Bitonci, Arianna Lazzarini, il sindaco di Vigo d'Arzere Adolfo Zordan e Paola Ghidoni. Leghista è anche il candidato all'uninominale per Vigonza e Alta Padovana, Alberto Stefani, leader dei Giovani Padani. Al Senato la Lega non ha candidati all'uninominale. I candidati al plurinominale sono l'uscente Erika Stefani, il segretario provinciale Andrea Ostellari, Sonia Fregolente e Cristiano Zuliani. Di persone anche giovani, di persone che possono veramente fare qualcosa e rappresentare il Veneto in quel di Roma, tenendo presente che il Veneto ha votato il 22 di ottobre del 2017 con un grande referendum per l'autonomia, e questi candidati dovranno capire che se eletti dovranno lavorare e lottare per portare quell'autonomia che il popolo cerca.